Il Giro d'Italia rende omaggio alle vittime del Vajont. È stata la maglia rosa Vincenzo Nibali, in rappresentanza di tutti i ciclisti, a visitare il cimitero delle vittime. Un mazzo di fiori rosa è stato deposto sull'altare del cimitero monumentale, un fiore sempre rosa posato su alcune lapidi dalla maglia rosa, dal sindaco di Longarone e dal presidente del Veneto. Doveroso omaggio ovviamente nell'anniversario della tragedia, ma anche l'occasione per ricordare quello che è anche il rispetto dell'ambiente, i progetti sbagliati e ascoltare la cittadinanza. A volte poche lauree in ingegneria e tanta esperienza del territorio, il Vajont è ricordato come la tragedia annunciata. Ad attendere la maglia rosa, oltre agli appassionati, anche i sindaci dei comuni del Vajont. La più grande festa sportiva italiana non poteva non ricordare la più grande tragedia civile del secolo passato. L'avvicinarsi a questa tragedia, ti lascia un po' di amaro, di tristezza, per cui credevamo e riteniamo tutt'oggi che il Giro dovesse qualcosa a questa terra in termini di memoria. Abbiamo voluto questa tappa, appunto chiamata la tappa della memoria, proprio per ricordare i morti di quella tragedia. Guidati dal sindaco di Longarone Roberto Padrin, ciclisti ed amministratori hanno visitato il Museo della Memoria, stupore e sgomento nel giovane leader del Giro. È una tappa molto importante per quello che è successo qui tantissimi anni fa, quindi è giusto ricordare con una tappa del Giro le vittime. Quanto ai prossimi giorni, Vincenzo Nibali assicura che darà battaglia, ma quando gli si ricorda che le Dolomiti più dure devono ancora arrivare... Vedremo, ora intanto la strada è tanto lunga, pensiamo oggi che è una giornata sicuramente dura per la pioggia, vedremo.